Amici di Sportisidi, ben trovati dal centro sportivo Acquagranda di Livigno. Inizia ufficialmente la seconda settimana del ritiro del Palermo proprio sulle montagne della Valtellina. Io ogni tanto mi alzo lo sguardo, mi innamoro di queste montagne perché è veramente uno spettacolo eccezionale, spettacolo che ci aspettiamo ovviamente di vedere all'opera da parte dei ragazzi di Alessio Dionisi, che oggi sono tornati ad allenarsi. Ieri giornata totalmente libera, abbiamo avuto modo di vedere quello che è stato un po' la domenica libera per la squadra rosanero, la quale si è divisa in realtà tra componente tecnica, staff e il resto della squadra. I giocatori hanno avuto libera uscita praticamente per le ore diurne, e poi invece lo staff è salito ai 3000 metri di Carosello, dove appunto lo staff guidato da Dionisi con tutto il comparto tecnico, il comparto stampa, ha avuto questa piacevole sorpresa di salire ai 3000 metri. Ma venendo a quello che è successo oggi, senza dubbio il protagonista è stato Dimitris Nicolaou. A fine della conferenza stampa ci ha confermato che la pronuncia giusta è appunto Dimitris e non Dimitrios, come si è letto anche altrove su altri siti, ma ovviamente non è questo affar nostro. Nicolaou, che prima è stato protagonista all'inizio della giornata, intanto con la presenza sul terreno di gioco, il primo allenamento, la conoscenza anche sul campo dei suoi nuovi compagni di squadra, e poi è stato protagonista in conferenza stampa. Avremo modo di mostrarvi nel corso di questa lunga diretta, lunga in realtà la consueta mezz'ora, nulla a che fare con la diretta fiume che abbiamo effettuato ieri nel tardo pomeriggio per parlare un po' di tutto il calcio siciliano, dalla B alla D. Praticamente abbiamo toccato quasi tutti gli angoli della nostra straordinaria isola. In tal senso vi voglio ringraziare per quella che è stata la vostra presenza ieri, sia su Facebook che su YouTube, anche quelli che sono stati alcuni messaggi che ci sono arrivati a diretta terminata. Vi ringraziamo per quello che è il vostro seguito e il vostro sostegno ormai da oltre 2 anni, e vi rinnoviamo ovviamente l'invito a seguirci non soltanto qui da Livigno, dove vi ricordo torneremo in diretta a partire dalle ore 18:30 con il secondo spaccato targato Sportisili Away qui dal centro sportivo Acquagranda di Livigno, ma anche seguirci ovviamente sia su Facebook che su YouTube, che sono le nostre piattaforme di riferimento per quel che riguarda appunto la trasmissione dei nostri contenuti dal ritiro, ma anche ovviamente sul sito www.sportisili.it, sulla pagina Instagram, sulla pagina X, ex Twitter, e sul nostro canale su TikTok, fermo restando che non si parla naturalmente solo di Palermo, ma si parla anche di quello che è stato, quello che sta succedendo altrove. Ricordiamo che oggi sono stati sorteggiati, sono stati pubblicati i calendari di Serie C che hanno visto protagonista 3 squadre siciliane, però sì, in ordine alfabetico: Catania, Messina e Trapani. Potrete trovarli tra qualche minuto anche sui nostri profili Facebook, Instagram e X in formato grafico. Passiamo allora a quello che è successo in campo, e a questo punto chiedo ad Anthony Massaro, che oggi mi sta dando una mano in regia, di far vedere in sovraimpressione quelle che sono state le prime immagini di Dimitris Nicolaou sul terreno di gioco dell'Acquagranda, non la conferenza bensì appunto il lavoro sul campo, qualche secondo tra l'altro da lui stesso ripreso, con appunto il giocatore arrivato dallo Spezia, ricordo titolo definitivo, con un conguaglio economico che è stato versato nelle casse della società ligure, e l'arrivo di Edoardo Soleri e di Peppe Aurelio in formazione bianconera, guidata, ricordiamo, anche quest'anno da Luca D'Angelo. Ricordiamo anche appunto quelle che sono state le formule di trasferimento, con Peppe Aurelio che ha approdato in Liguria con la formula del prestito con diritto di riscatto, opzione di controriscatto, mentre per quanto riguarda Edoardo Soleri, il giocatore
arrivato a Palermo 3 anni fa direttamente dalla Roma, arriva allo Spezia a titolo definitivo. Detto questo, Nicolau appunto si è allenato con la squadra. Oggi il Palermo ha diviso il gruppo in due elementi, ovvero sia fondamentalmente due formazioni, 2-4-3-3, i quali hanno lavorato con alcuni schemi, inserimenti, movimenti con e senza palla come piace al tecnico toscano, e poi un giro palla piuttosto frenetico che avrebbe poi dovuto portare al cross da sinistra e alla conclusione del giocatore inseritosi alle spalle della linea difensiva. Lavoro che proseguirà, ricordo, di pomeriggio. Palermo che dovrà preparare quella che è la seconda delle 4 amichevoli in programma quest'estate, ovvero sia quella contro la formazione svizzera, della quale continuo a non imparare la pronuncia. Trovate comunque tutti i dettagli sul nostro sito. La partita comincerà mercoledì, quindi dopodomani, col fischio d'inizio alle 15, sempre qui a Livigno, dove ci aspettiamo comunque una buona partecipazione di pubblico dopo i quasi 300 che hanno assistito alla prima sgambata contro la rappresentativa LND di Sondrio, e poi il ritiro limitatamente relativamente al periodo valtellinese si concluderà il 20 con l'amichevole di lusso a Temu contro il Monza. Ma prima di proiettarci a questo andiamo a vedere, sempre con l'ausilio di Anthony Massaro, le prime parole di Dimitris Nicolau con la maglia del Palermo. Ci ha parlato soprattutto di quelli che sono stati i motivi che lo hanno spinto ad indossare la maglia rosa e anche i motivi che lo hanno spinto ormai da anni a scegliere il numero 43, un numero al quale i tifosi del Palermo sono molto legati perché è stato indossato da un certo Andrea Barzagli. Quindi io sono molto contento che sono venuto qua, vedo una società, un club importantissimo e un'organizzazione di altissimo livello, quindi sono contento da quelli primi giorni che sono qua. E la cosa che mi ha fatto venire qua è veramente che ho visto una società veramente con un progetto importante, che ha voglia di lavorare, di migliorarsi, e ti dà tutto per fare quello che devi fare in campo, quindi il meglio. No, con Dionisi, con il mister abbiamo un rapporto buono, eravamo insieme a Empoli, abbiamo vinto il campionato, e lui è un allenatore che sempre ti fa migliorare, sempre ti vuole il massimo di te stesso, quindi io darò tutto quello che ho per migliorarmi tutti i giorni, per stare meglio in campo. Questo Celta è questo numero, nel senso, un numero che ho avuto sempre nella mia carriera, 43, perché era il primo numero che ho preso quando ero piccolo, e nel senso è una cosa di famiglia mia. E sì, me l'hanno detto, sì, è un numero importante, però è un numero importante anche per me, come ho detto prima è un numero che mi tocca un po' la cosa della mia famiglia, quindi sì, questo è il mio numero. Rientriamo dunque, un Dimitris Nicolau molto voglioso di mettersi subito in gioco. Più tardi sentiremo anche la seconda parte della sua conferenza stampa. Intanto saluto i primi che ci stanno contattando sia su Facebook che su YouTube per dirci la loro. Noi siamo contentissimi che voi ci diciate la vostra sul ritiro, su quelle che sono le vostre impressioni sul Palermo e in generale appunto sulla formazione rosanero. Partiamo da un nostro affezionatissimo, ovvero sia Costino Leme, che su YouTube ci dice: buongiorno a tutti, ho ascoltato le dichiarazioni da parte di Nicolau, è scontato perché abbia scelto Palermo sia per il blasone, per chi c'è alle spalle e per le sue ambizioni. Nelle prossime ore ci si aspetta l'ufficialità di Thomas Henry. Il giornalista trevigiano ha dato il suo parere e dice: Henry in Serie B può fare la differenza, può fare come Code, e questo naturalmente i tifosi del Palermo se lo augurano, mentre Antonino Covello, che salutiamo, ci chiede numero di maglia di Nicolau e la numero 43, come abbiamo anticipato anche noi. Numero di maglia che porta con sé praticamente fin dai suoi debutti, dai suoi esordi con la maglia dell'Olympiakos, e che porta con sé anche qui da quando è arrivato in Italia, prima con Empoli e Spezia e ora con la maglia rosanero, una numero 43 che torna a distanza praticamente di quasi 20 anni da quando un allora giovane Andrea Barzagli lo portò con fierezza sulle spalle per ben 4 stagioni con appunto il sodalizio allora del compianto presidente Maurizio Zamparini. Prima di passare alla seconda parte della conferenza stampa di Nicolau vi parliamo appunto di quello che è successo in campo in queste ultime 48 ore, in realtà con l'intervallo del giorno libero. Vi abbiamo scenato qualcosa di Jacopo Segre, che è uscito anzitempo
dall'amichevole, era appena entrato nella ripresa, un quarto d'ora per lui nel secondo tempo, nella seconda formazione per così dire, scelta da Dionisi per affrontare la rappresentativa LND di Sondrio. Tra l'altro ha indossato anche la fascia di capitano per quel breve tratto di gara in cui è stato protagonista. Poi un problema, si toccava il ginocchio, non ci sbilanciamo sulla diagnosi, del resto abbiamo anche letto altrove che ci si è sbilanciati in diagnosi, noi preferiamo non farlo perché ci atteniamo a quello che ci fa sapere l'ufficio stampa del Palermo attraverso il proprio staff medico, e al momento quello che sembra è una botta al ginocchio, nulla di più, nulla di meno. Speriamo ovviamente che Jacopo Segre possa tornare in campo già mercoledì contro gli svizzeri, altrimenti speriamo di vederlo all'opera contro il Monza sabato 20. Invece la situazione nuova è quella che riguarda Leo Stulac. Andiamo a vedere proprio un fotogramma di quella che è stata di quello che è il problema occorso al giocatore sloveno. Lo possiamo mandare in sovraimpressione in questo momento. Stulac che è uscito anzitempo dal campo, torniamo con le immagini in diretta, potete vedere che si tocca la coscia destra, si intravede qualcosa, torniamo appunto con le immagini in diretta. Stulac che non ha completato la seduta, faceva parte del secondo gruppo dei giocatori che sono scesi in campo, quelli che hanno iniziato il lavoro in palestra e poi sono tornati sul terreno di gioco dell'Acquagranda per effettuare l'allenamento. Speriamo che non sia nulla di grave, un giocatore particolarmente sfortunato da quando è arrivato a Palermo, ricorderete l'infortunio serio al crociato nel bel mezzo della sua prima stagione in maglia rosanera, quella in cui avrebbe dovuto prendere in mano il centrocampo. Purtroppo così per lui non è stato. Ci chiedono nei commenti su Facebook, Luciano Buetto, che salutiamo, ci chiede notizie di calciomercato. Le notizie di calciomercato per il momento sono legate all'arrivo ormai certo, ormai certificato anche dai nostri occhi, di Thomas Henry, un giocatore, l'attaccante francese che arriverà dal Verona, ricordo ancora una volta, con ogni probabilità, in base a quello che dice Radio Mercato, arriverà a Palermo con la formula del prestito oneroso, si oscilla tra i 250.000 e i 300.000 euro che il Palermo verserà nelle casse del club scaligero, con obbligo di riscatto in caso di promozione del Palermo in Serie A. Altre notizie di calciomercato per il momento non ce ne risultano a livello particolarmente concreto. È un Palermo che sta lavorando sotto traccia, come ci ha ormai insegnato in queste prime settimane di lavoro il direttore sportivo, il nuovo direttore sportivo Morgan De Santis, come ci ha insegnato col colpo Henry, come ci ha insegnato anche con per esempio il colpo di Alfred Gomis, che andrà a rafforzare il comparto dei portieri. C'è sempre il discorso Pierozzi che balla con il terzino destro, l'esterno destro, che si allena a parte con la Fiorentina insieme ad altri esuberi, giocatori che per il momento il nuovo tecnico della formazione viola, Raffaele Palladino, non sta valutando in maniera intensa ed incessante. In ogni caso il Palermo lo aspetta probabilmente a questo punto per la parte oltremanica del suo ritiro. Ricordiamo che il Palermo svolgerà un altro breve periodo in quelle di Manchester, periodo che si concluderà con l'amichevole contro l'Oxford United, squadra che dall'anno prossimo giocherà il campionato di Championship. Allora andiamo, grazie all'ausilio di Anthony Massori in regia, seconda parte della conferenza stampa di presentazione di Dimitris Nicolau, il quale ci parla in particolare del suo approccio con Fabio Lucioni, delle sue intenzioni, delle sue volontà anche di nazionale. Lui manca in nazionale da tanto tempo, vorrebbe tornarci. Vediamo. Io ho giocato con questi due, eppure ho giocato con Leo Stulac. Sì, mi hanno parlato molto bene, che è una piazza veramente calda, appassionati di calcio e appassionati di questa maglia. Quindi sono venuto troppo, nel senso, sono contento e c'è tanto entusiasmo. E tanto perché, come ho detto prima, è una società importante con un progetto avanti importantissimo. L'organizzazione che abbiamo qua è veramente di altissimo livello e, come ha detto di nuovo, ci danno tutto per migliorarsi e per fare il massimo dentro il campo. No, a me mi interessa che non prendo gol, poi avanti ci sono gli altri per fare. Poi se capita anche io cerco di fare sempre il massimo, quindi se mi capita sono contento. Guarda, ti dico sincero, il mio obiettivo è di fare bene con il Palermo. Poi se arriva alla nazionale ben venga, però la prima cosa che ho in testa è di fare bene e di aggiungere i nostri obiettivi qua in Palermo.
non è uno, c'ho tante da migliorare come tutti, bisogna essere sempre con questo pensiero di migliorarsi, e sicuro nel senso devo imparare i miei compagni, nel senso a conoscerli come giocano, quindi secondo me questo sarà il coso che devo migliorare. No, con Lucioni ci conosciamo dal campo, nel senso è un giocatore, è un ragazzo d'oro, quindi spero con i allenamenti ci ritroviamo ancora meglio e faremo una bella coppia, però ci sono anche altri giocatori dietro, che siamo tanti bravi, e così nel senso possiamo fare bene tutti. Rientriamo qui dall'Acquagranda di Livigno, tra l'altro giornata particolarmente ventosa, soprattutto in questa seconda parte della mattinata, ormai è ora di pranzo, vi auguriamo naturalmente buon pranzo a tutti quelli che ci stanno seguendo. È un Dimitris Nicolaou che vuole naturalmente lasciare il segno, ci ha parlato anche in chiusura di conferenza stampa di quello che è stato il suo ultimo, più recente approccio con la platea del Renzo Barbera, quel pirotecnico Palermo-Spezia di inizio novembre in cui la squadra bianconera fece forse la sua miglior partita dall'inizio della stagione. Ci pensò una persona che abbiamo poc'anzi citato, ovvero sia Leo Stulaz, con un calcio di punizione al minuto 98 a negare la vittoria ai bianconeri spezzini. A proposito dell'affare Nicolaou, potete andare a vedere sul nostro sito www.sportisili.it un pensiero che abbiamo rivolto ad Edoardo Soleri, attaccante che ha scritto la storia del nuovo Palermo, del Palermo targato Dario Miri, del Palermo targato City Football Group, un Edoardo Soleri che lascia il Palermo dopo 3 stagioni, quella del trionfo in Serie C, targato Silvio Baldini, targato Matteo Brunori con i suoi 29 gol e anche con i tanti e belli e importanti gol segnati dall'attaccante di Scuola Roma, poi 2 anni in Serie B, praticamente ribattezzato Entra e Segna Edoardo Soleri, visto che praticamente il suo impatto anche nel campionato cadetto è stato eccezionale anche dal punto di vista dell'impatto a gara in corso. Un attaccante che probabilmente andrà a giocarsi le sue carte in quel di La Spezia insieme a Peppe Aurelio, che potrebbe andare a comporre una batteria di terzini di ex rosanero con Aleš Mateiu, che ricordiamo è andato a gennaio proprio alla corte della squadra e della società guidata dalla famiglia Platek, e che dunque va ad incrementare quello che è il numero di ex rosa, un plotone di ex rosa che vedeva già l'anno scorso presente un altro giocatore molto sfortunato dal punto di vista degli infortuni in maglia palermitana, ovvero sia Sasa Elia. Tornando a quello che è successo in campo, abbiamo detto del lavoro effettuato in 2 tronconi dalla formazione guidata da Alessio Dionisi, la quale purtroppo non ha potuto contare non soltanto su Jacopo Segre, di cui vi ho parlato poc'anzi, vi ribadisco un infortunio probabilmente di lieve entità al ginocchio, non ci esponiamo a diagnosi più o meno disparate perché comunque ci affidiamo e ci fidiamo dello staff medico guidato dall'esperto Roberto Matracia, perché sappiamo che comunque qualora ci fossero infortuni di entità un po' meno lieve sapremmo ovviamente che sarebbe il club a informarci, quindi vi invitiamo naturalmente a prendere con le pinze quelle che sono eventuali informazioni che arrivano da fuori relativamente alle condizioni di Jacopo Segre, anche per evitare eventuali allarmismi sul centrocampista ex Perugia, che è stato rinnovato col suo contratto fino al 2027 e che è diventato ormai pilastro, testimonial della presentazione delle nuove maglie, capitano nel secondo tempo, ormai vice capitano con ogni probabilità alle spalle di Matteo Brunori, e chissà, qualora il mercato dovesse portare delle novità, che non possa essere lui a portare ogni weekend la fascia al braccio su sfondo rosanero. Vi abbiamo detto di Stulaz, che è uscito anzitempo, problema alla coscia destra per lui, da valutare ovviamente le sue condizioni per il prosieguo del ritiro, indipendentemente da quella che potrebbe essere una precauzione per lui. Stiamo così ipotizzando una sua assenza dal terreno di gioco nel corso della seduta pomeridiana. Naturalmente ne parleremo a partire dalle 18:30 con Anthony Massaro e Chiara Ferrara qui al mio posto a narrarvi le vicende rosanero qui dal centro sportivo Acquagranda di Livigno. Ancora niente campo per Pietro Ceccaroni e per Sebastiano De Planche, i quali a un certo punto sono sbucati dagli spogliatoi per andare a effettuare lavoro in palestra, chiaramente
ovviamente il corpo deve essere sempre allenato anche quando non si possono svolgere a pieno titolo e a pieno regime le mansioni da calciatore. Vedremo se Deplanche potrà riuscire a tornare ad allenarsi a pieno ritmo prima della fine della finestra valtellinese di ritiro, oppure se lo vedremo direttamente durante la sessione che si svolgerà in quel di Manchester fino al 3 agosto, poi ricordiamo amichevole contro l'Oxford, in quella che in un certo senso sarebbe la prima di 5 partite consecutive che il Palermo giocherebbe in uno stadio diverso dal suo, in un campo diverso dal suo. Ricordiamo lavori in corso al Renzo Barbera, che sarà tirato a lucido per il 29 agosto per la prima gara ufficiale della nuova stagione che si svolgerà appunto tra le mura dell'impianto di Viale del Fante. In questo momento è alle prese con lavori che non possono più subire dei rinvii, anche perché noi lo diciamo sempre, la nostra speranza da palermitani, da siciliani soprattutto, quella di avere la possibilità 42 anni dopo i mondiali d'Italia 90 di avere nuovamente il grande calcio internazionale al Renzo Barbera, fino a che non ci penserà la squadra rosanero. Speriamo che la FIGC si ravveda, la FIGC si renda conto che Renzo Barbera è stadio che può entrare nel novero degli impianti in cui far giocare le gare di Euro 2032, ricordiamo evento che verrà ospitato in matrimonio da Italia e Turchia. Vedremo se ci sarà spazio anche per lo stadio intitolato alla memoria del presidentissimo Renzo Barbera. Detto questo, siamo in chiusura. Vi ricordo ancora una volta, ne approfitto anche per dare la possibilità al buon Antonio Massaro di preparare il tutto, che torneremo alle 18:30, il già citato Antonio Massaro, Chiara Ferrara al commento davanti alle telecamere per parlare di quello che è successo nella seduta pomeridiana, e magari se ci sono anche altre notizie di calciomercato di cui parlare non lesineremo informazioni. Vi invito a seguirci su Facebook e su YouTube, non soltanto per la trasmissione delle dirette ma per tutto quello che concerne il mondo Sportisili e Sportisili TV. Vi invitiamo a seguirci su Instagram, su X, su TikTok e ovviamente su www.sportisili.it, la casa dello sport siciliano. Da Francesco Cammuca da Livigno è tutto, a più tardi.